Allora, il tema è centrale e anche noi come Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia abbiamo avviato un percorso con la Camera di Commercio perché diciamo è assolutamente un player centrale nell'attuazione delle politiche forestali di questa regione, anche e soprattutto nella misura in cui poi si sviluppano, si consolidano e si strutturano sempre di più i rapporti di cooperazione, di visione strategica comune per lo sviluppo delle aree montane e della regione nel suo complesso del settore legno. Il legno nasce nelle foreste e nelle coltivazioni specializzate della pianura e viene poi trasformato diciamo così, da imprese che a vario titolo lo lavorano, dalle imprese forestali fino a quelle dell'ultima trasformazione nei vari settori. Noi dobbiamo fare un percorso, consolidarlo e strutturarlo. Per fare questo, in realtà, questa regione autonoma non parte ora, era partita intuendone le necessità a metà degli anni 90, però con un progetto sempre comunitario, parlo dell'obiettivo 5B, e in estrema sintesi tra i vari output di progetto c'era ed è stato fatto la cosiddetta borsa del legno regionale, che poi per diversi anni è stata gestita da una cooperativa che tuttora funziona, la cooperativa Legno Servizi, con sede a Tolmezzo, la quale ha tra le varie attività sviluppato la commercializzazione diciamo congiunta di legname tondo allestito. Quindi sostanzialmente era un progetto che voleva introdurre nella nostra regione, e alla quale naturalmente la regione poi ha contribuito notevolmente come conferitore, quindi come soggetto che proprietario di foreste ha conferito il proprio legname alla vendita attraverso questo sistema, e ha, diciamo, pur tra mille difficoltà di un progetto innovativo, comunque ha prodotto dei risultati molto importanti che, se non altro, per esempio, hanno portato un contributo di conoscenza dei prezzi del legname. Ora la situazione è, diciamo, ecco, diciamo come dimensioni del venduto attraverso questo sistema. Ovviamente parliamo di sistemi basati non diciamo, un'impostazione informatica, anche se adesso nelle evoluzioni ultime in questi termini avviene, di volumi venduti comunque intorno ai 40.000 metri cubi come massimo. Ora ovviamente lo scenario è cambiato, il tema della commercializzazione da svolgere in modo strutturato e moderno resta centrale e quindi previ alcune interlocuzioni e approfondimenti fatti proprio con il dottor Zannottari, comunque quindi con la Camera di Commercio di Trento, la nostra regione autonoma è arrivata a emanare una legge regionale a fine 2019 e per partire con un progetto che si chiama Legno Friuli Venezia Giulia. Ora, noi e veniamo quindi all'attualità, diciamo. Quello che noi intendiamo fare è in buona sostanza attivare un portale con la Camera di Commercio affinché le transazioni avvengano online con i diversi sistemi di vendita possibili. Ci sarà quindi la possibilità di vendere in piedi, ci sarà la possibilità di vendere a strada e ci sarà come reportistica che questo sistema dovrà produrre la conoscenza dei prezzi, che sono peraltro anche utili per un'altra modalità di scambio di legname all'interno di circuiti più chiusi che sono le reti di impresa. Quindi lo sforzo che noi vogliamo fare è quello di contribuire a portare elementi di conoscenza che facilitino sia i rapporti commerciali ordinari, ma anche quelli più ambiziosi, appunto legati allo sviluppo delle filiere locali, diciamo di modalità di trasformazione del legno dei nostri boschi in prodotti, diciamo così, trasformati nel nostro territorio. Ovviamente senza nessuna visione autarchica, anche perché il fabbisogno
di legname del nostro sistema manifatturiero è molto più grande rispetto a quello che siamo in grado di produrre e anche rispetto a quello che saremo in grado di produrre risolvendo problemi che stiamo operando strutturali con appositi investimenti. Abbiamo molte foreste sottoutilizzate per inadeguatezza di infrastrutture di viabilità di accesso, per la frammentazione fondiaria, ma sono temi che al pari di questo sono attenzionati e che cominciano ad avere delle risposte. Baia naturalmente nel frattempo ha condizionato non poco diciamo, i progetti che comunque vanno avanti e la dimensione anche diciamo, dei volumi che hanno investito le nostre foreste in termini di legname abbattuto fanno rendere evidente come anche questo strumento sia assolutamente necessario, questo di un portale, per velocizzare tutte le operazioni di transazione che sono in termini di temporalità assolutamente necessari, perché il fattore tempo nelle attività forestali è decisivo come mercato in generale, ma emerge deperibile d'estate, d'inverno c'è più difficoltà a operare, quindi riuscire a ottimizzare le tempistiche sotto tutti i punti di vista ovviamente è un fatto decisivo. Ora, noi diciamo stiamo lavorando proprio in queste settimane per affinare insieme alla Camera di Commercio che ci ha fatto la proposta a seguito di questa legge che è uscita alla fine dell'anno scorso e contiamo insomma di arrivare entro diciamo inizio 2021 ad avere uno strumento diciamo così da poter testare in modo strutturato e naturalmente un obiettivo generale, ma dobbiamo adesso, noi ci siamo veramente un work in progress in questo momento, e ovviamente avere una modalità stabile nel tempo in ambito regionale. Lei mi chiedeva quali necessità ha anche il nostro mercato, ma diciamo noi cerchiamo di ascoltare gli operatori che sono le imprese, ma dobbiamo ascoltare anche i comuni, perché nella nostra realtà i comuni sono dei player, eccetera, perché sono i proprietari dei boschi fondamentalmente, e però le imprese non solo in qualità di utilizzatori, ma anche di soggetti che stiamo cercando di fare in modo che siano sempre di più i gestori di porzioni importanti di proprietà pubbliche, quindi diventano dei soggetti centrali ancora di più. Assolutamente siamo infine d'accordo interessati a cooperare con il Veneto, con il portale che state costruendo in Veneto e con quello che già esiste e che funziona molto bene in Trentino, immaginandoci delle forme di coordinamento. Vedremo adesso magari di portare intanto a casa concretamente, come dire, lo strumento operativo, capire fin da subito, intercettare subito quali sono le eventuali necessità o incongruenze, perché poi il portale deve, come dire, essere utilizzato, e conosciuto, utilizzato e eventualmente anche aggiustato, ma appena questo strumento, come dire, comincia a configurarsi nella nostra regione autonoma, noi siamo assolutamente interessati a cooperare con il Veneto e con il Trentino per fare, come dire, favorire la commercializzazione integrata. Io poi personalmente, lo dico qui come elemento eventualmente di discussione, sono un sostenitore assolutamente della filiera corta, ma le filiere corte non vanno mai viste in modo, come dire, assolutistico, anche perché per regioni di confine come le nostre, le filiere corte devono traguardare il prodotto, il marchio, il prodotto italiano, ma anche l'aspetto ambientale. E viste la natura organizzativa, la tipologia delle aziende, l'omogeneità che ha l'arco alpino di qua e di là, Slovenia, Austria, eccetera, non bisogna peraltro anche escludere ipotesi di cooperazione anche con questi altri soggetti. Certamente perseguendo logiche di valorizzazione in primo del prodotto locale, però, ripeto, io faccio l'esempio di Baia e concludo il mio intervento, se non vi fossero state comunque acquisti fatti anche da player, diciamo, fuori regione, il nostro legname sarebbe rimasto lì, perché poi i conti bisogna farli anche da questo punto di vista.
vista qua, con la capacità effettiva di trasformazione locale e la possibilità di poter vendere rapidamente il prodotto. Questo così come si